I 320.000 euro stanziati dalla Giunta Comunale per gli interventi di messa in sicurezza in quartiere Pertini a Mestre riguardano, oltre la cosiddetta piazzetta della vergogna, anche il campo da calcio fortemente voluto dai giovani della zona che hanno presentato personalmente il progetto. Sarà un campo chiuso, quindi con una sua recinzione, con la sua illuminazione e andrà a riqualificare proprio questa zona qua dietro di me. Siamo molto contenti di questo perché riusciremo in qualche modo poi a creare finalmente una vera aggregazione qui nel quartiere e abbiamo già in mente un sacco di progetti su questo campo, diversi tipi di tornei tra i quartieri, proprio una cosa che possa dar vita di nuovo a quest'area e a questo quartiere. Il campo da basket che ho anche qua di fianco verrà sistemato perché è sprofondato in più punti, visto che qua comunque è un terreno molto instabile e avevamo proposto anche noi giovani questa cosa qui e ci è stata confermata, quindi siamo molto soddisfatti di questo, vediamo, siamo molto positivi. Non solo. In progetto anche questo, ovvero creare una sorta di bocciofila per i più anziani, in modo che comunque si possa aggregare qualsiasi tipo di fascia d'età in questa zona, che sarà proprio la zona sportiva del quartiere. A breve dunque inizieranno i lavori e quartiere Pertini avrà un nuovo volto, voluto soprattutto dai tanti residenti, compresi i più giovani che si sono messi in campo per dare il loro prezioso contributo. Il nostro motto da sempre è stato dalla protesta alla proposta. Noi siamo un gruppo molto propositivo e ci teniamo a riqualificare la zona dove siamo nati e cresciuti in modo da poter stare qui e non per forza dover andare all'estero o quant'altro, senza nulla togliere ovviamente a chi ci va, anzi tanto di cappello, però a noi piace il posto dove siamo nati e cresciuti e vogliamo continuare a vivere qui facendolo riemergere, insomma.